Intanto è un risultato storico che credo serva al mondo del lavoro ma anche al nostro Paese. Ora ci aspetta un impegno molto forte da realizzare nei luoghi di lavoro. Questo impegno deve portare a nuove relazioni industriali partecipative che significa più protagonismo a lavoratori e imprese, e laddove la partecipazione, se realizzata, ha già portato risultati importanti in termini di rilancio dei salari, di produttività maggiore, di attenzione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, un protagonismo che qualifica l'impresa e il lavoro, ed è un impegno sul quale tutti dobbiamo sentirci corresponsabili. È una sfida importante che abbiamo lanciato al mondo del lavoro e al Paese, è una sfida che raccogliamo prima di tutto in casa CISL, sulla quale noi faremo tantissima formazione, perché bisogna essere pronti per realizzarla e realizzarla in ogni posto di lavoro. Sì, ci sono delle belle esperienze qui in Veneto, sono esperienze che noi abbiamo anche messo a disposizione perché si possano mutuare delle buone pratiche. Sono esperienze che poggiano la partecipazione attraverso la contrattazione. La contrattazione è lo strumento principe che ci deve aiutare a migliorare le tutele e i diritti nel posto di lavoro, deve poter leggere le nuove dinamiche, le nuove esigenze, soprattutto di donne giovani che noi dobbiamo far entrare nel mercato del lavoro, e quindi più welfare, più sostegno alla genitorialità, più sostegno alle fragilità. Io credo che sia una sfida che tutti quanti noi dobbiamo cogliere e dobbiamo poter rilanciare.